boccata di ossigeno per il Silvolley di Trebaseleghe, la scopri talenti fra le società venete che operano nel maschile. In B1 prosegue la sofferta marcia salvezza grazie al rotondo 3-0 rifilato al Grosseto. Nell'ultimo mese in particolare i ragazzi di coach Sturam hanno affrontato 4 sfide salvezza, incamerando 7 punti sui 12 a disposizione. Dovremmo lottare ogni punto, ogni palla e mettersela tutta. Adesso abbiamo avuto una serie di scontri diretti, abbiamo preso 7 punti su 12, potevamo fare qualcosina di meglio, però adesso cercheremo di impegnarci e di dare il massimo in tutte le partite. Siamo in 6 squadre in 3 punti, 4 punti se non sbaglio, e sarà dura fino alla fine, sarà una lotta ogni partita. C'è bisogno di un po' di più sicurezza che stiamo cercando di creare in allenamento. Certo, in alcuni aspetti siamo deficitari e riusciamo a compensare in altri. Piede sempre pigiato sull'acceleratore per il Silvolley, pur di portare a casa punti, tutto o quasi è concesso, anche le scommesse. Grazie al 3-0 sul Grosseto, il lunedì sera non ci si è allenati. Sì, avevamo fatto una scommessa che se facevamo 3 punti oggi avevamo il lunedì libero. Proviamo a puntare su tutto, andiamo anche sulle scommesse e vediamo se funziona. C'era una scommessa in ballo e manteniamo fede alla scommessa che abbiamo fatto. In caso di vittoria per 3-0 avremmo saltato l'allenamento. Mio malgrado lo faccio perché in questo momento qui abbiamo bisogno soprattutto di vincere, abbiamo bisogno soprattutto di realizzare punti per cercare di recuperare una classifica deficitaria. Non sono molto convinto, ma ormai mi sono sbilanciato, per cui non mi rimangio le cose che dico. Diciamo che si è fatto di necessità virtù, considerando che gli acciacchi in questa fase della stagione sono molteplici. Il tecnico però avrebbe preferito tornare subito in palestra. Secondo me siamo una squadra che ha bisogno di lavorare tantissimo, avrebbe bisogno di lavorare il doppio di quello che sta facendo per cercare di migliorare almeno la metà. E già sabato pomeriggio si scende in campo per un altro match salvezza a Ravenna, ma il Silvolley appare in recupero grazie anche ad un Campagnaro nuovamente disponibile dopo 3 infortuni agli addominali. Ovviamente aver recuperato Nicola è una bellissima cosa. Ci è mancato perché Nicola era un punto di riferimento per tutta la squadra, sicuramente, sia come giocatore che come esperienza in campo, che come aiuto con i giovani. Samuele comunque ha fatto benissimo il suo dovere perché lui veniva da un ruolo di opposto banda, è riuscito bene ad integrarsi nel ruolo di centrale. Vediamo ora cosa succede, che abbiamo recuperato tutti i giocatori, finalmente. Ho avuto una serie di strappi addominale per una serie di un po' di sfiga, diciamo, quest'anno, e adesso è un mese che ho ricominciato ad allenarmi, quindi abbiamo fatto le cose con molta calma, quindi conto di poter dare il mio supporto alla squadra fino alla fine dell'anno. E noi ce la metteremo tutta, io per primo, per cercare di ottenere questo traguardo della salvezza che per noi sarebbe importantissimo quest'anno. Qui si lavora per i giovani e perciò quella di questa società, rapportata al futuro, è una voce autorevole. Il momento economico dell'intero paese è negativo, ma al Silvolley non si molla. Cerchiamo sempre di lavorare al meglio, di dare la nostra professionalità fin dove riusciamo ad arrivare. Certo che la situazione economica tocca anche settori giovanili, non solo quelli delle prime squadre. E per cui molti degli investimenti che dovrebbero essere comunque sempre rivolti a settori giovanili, quando mancano per le prime squadre vuol dire che mancano anche per tutto il settore giovanile. Noi comunque ci stiamo provando e continueremo a farlo.